Una folla di 250 persone, famiglie, risparmiatori che al grido di ladri, ladri e con slogan accusatori verso gli istituti di credito chiedono di riavere indietro i loro soldi, i risparmi di una vita. Che si facciano vedere! Oggi rispondete oppure saranno cose gravi, ma molto molto presto. Banche popolari! Avete voluto rapinare! Ladri! Criminali! Criminali! Il sit-in di protesta nel pomeriggio a Montebelluna, processione pacifica che dal Duomo è terminata nella centralissima piazza proprio sotto la sede di Veneto Banca. Famiglie che avevano investito in Veneto Banca appunto e nella Popolare di Vicenza, rovinate dicono e che vogliono da subito una commissione parlamentare di inchiesta. Al sit-in anche esponenti della classe politica con in testa Lega e Movimento 5 Stelle. Come Movimento 5 Stelle abbiamo già previsto una richiesta fatta già alla Boldrini come altre proposte di legge per chiedere la commissione d'inchiesta sulle banche e sulla vigilanza. Questa era una banca che faceva impresa e i problemi di questa banca saranno più grandi fra qualche mese. In piazza anche l'indignazione per l'assenza dei risparmiatori truffati in certe trasmissioni televisive. Alla trasmissione di Vespa sarebbe più opportuno che avessero invitato Don Enrico Torta, che poteva dire molte cose in merito alla situazione che c'è attualmente nel Veneto, delle banche eccetera, invece di invitare un mafioso sinceramente. È una cosa veramente vergognosa che dobbiamo pagare un canone per invitare certi personaggi. Dopo oggi la protesta non si ferma e una volta al mese continuerà. Le famiglie vogliono vedersi restituito fino all'ultimo soldo il prossimo corteo con blocco del traffico lungo la Feltrina nella sede di Veneto Banca di Signoressa. Questa è la prima, questa si chiama Veneto alza la testa, punto 1, il punto 1 sta a significare che è 1 e andrà all'infinito, fin tanto che non ci sarà giustizia.